Con Massimo Mariotti è terminata l'imbattibilità stagionale in campionato del Grosseto con questa sfida col Viareggio, una partita che è sembrata però purtroppo storta sin dall'inizio. Eh sì, finita l'imbattibilità, così mi posso togliere il pizzetto. E a parte le battute, chiaramente io la temevo questa partita alla vigilia, e l'avevo detto anche ai ragazzi, più delle precedenti partite, più della partita in casa col Follonica e del Bassano, perché il centro è una squadra, sì, è una neopromossa, ma ha un gruppo base che c'è già da 3 o 4 anni, altri viareggini che prima erano in giro per l'Italia, tipo Muglia, tipo Cinquini, tipo lo stesso Lombardi, hanno preso Mura, quindi è una squadra importante con un gran portiere e noi avevamo l'obiettivo, l'illusione, la bramosia di cercare di fare 3 punti e siamo partiti bene, secondo me abbiamo fatto i primi 10 minuti a 1000, abbiamo creato occasioni e non l'abbiamo concretizzata, un po' per la bravura del portiere, un pochino per nostra poca diciamo, concretezza. E poi alla prima sbavatura che abbiamo preso, io stavo per fare il cambio con Paghi e gli ho detto vedrai che se continuiamo così, 20 secondi prima prendiamo gol e abbiamo preso l'1-0. Da lì poi la partita abbiamo continuato ad attaccare, la partita abbiamo subito il secondo su un rimpallo in area che potevamo forse gestire meglio nella fase difensiva, lì abbiamo cominciato ad aprirci, abbiamo preso il 3-0 in contropiede e il Centro da lì ha costruito una partita meritata perché alla fine poi il Centro ha meritato assolutamente di vincere. Mi dispiace più che altro per i ragazzi perché lavorano molto bene, però questo non deve abbatterci, fa parte di un percorso, io so e sappiamo che magari sarà un'annata con degli alti, delle partite che vanno meno bene, quindi non dobbiamo fare drammi, dobbiamo cercare domani di recuperare e preparare la partita a Sarzana che sarà una partita per noi difficilissima. Ecco, l'hai detto tu, il Grosseto era partito anche molto bene nel primo tempo, poi il Viareggio addirittura ha chiuso 3-0 avanti, nella ripresa l'andamento è stato quello che il Viareggio è riuscito a gestire l'incontro, quindi hai dato spazio anche a ragazzi che avevamo visto poco in campo, una menzione di merito diciamo così, nella serata storta per Cabiddu che ha trovato una doppietta, quindi diciamo, i giovani sono dalla tua parte, nel senso riesci a gestire e a mettere in rotazione anche i ragazzi giovani, questo forse è l'unico aspetto positivo della serata. Sì, beh, al di là appunto nella sconfitta di come è andata la partita, sono molto contento di Alberto, della sua prestazione, del suo approccio alla partita. Per la verità nelle partite di precampionato comunque aveva avuto un minutaggio, poi a Giovinazzo l'avevo messo in pista che non se l'aspettava nemmeno lui, poi è stato sfortunato in un episodio e nelle ultime partite aveva trovato poco spazio, ma io ci avevo parlato e gli avevo detto di continuare a lavorare in una certa maniera perché avrei cercato di trovargli spazio. Stasera anche in una serata negativa si è ritagliato il suo spazio, ha fatto gol, si è preso la responsabilità sul rigore, quindi sono contento per lui e guardiamo avanti. Faccio complimenti di nuovo al Viareggio e al mio amico Alessandro Cupisti perché al di là della rivalità dei 50 minuti abbiamo un rapporto di vera amicizia datato da tutti gli anni della nazionale e c'è una stima reciproca e quindi niente, guardiamo avanti. Ok, grazie, allora in bocca al lupo per il proseguo e per Sarzana.